Ieri ottima prestazione in casa della Juventus, peccato che sia troppo tardi. Vero. Tu visto? Ha fatto- Beh, Ti ringrazio per la bella domanda. Sì. Penso che tutti che dicevano arriva al Verona che sta già retrocessato, Retrocesso. ci faranno 4 pappine sì. e tutti a ridacciare come degli insemeniti e tutti a darsi de gombio. E invece? E invece, Ciccia, però lì- Mariah Vergine. ma vai, la pronuncia But americana. why? No, hanno tirato fuori i cognomi Sì, in sta cognomi, maniera qua cognomi, per sì. tutto il campionato. Devil Dog. Diavolo cane, Diavolo cane, esatto, su. esatto. Infatti Sì. i tifosi dicono che se non ci fossero state prese decisioni a risparmio, Sì. Che è facile criticare sentati su divano Sì. e mudande e canottiere Ma con come? la frittetona de cebola, ma cosa? la perone ingiassata e Ma ruto no, libero. ma Dai. senta, i tifosi sono preoccupatissimi per la B e sostengono che venderete tutto il vendibile e senza investire. La ringrazio per la domanda. Prego. In Texas sì. esiste antica filastrocca che lo dicono spesso i nonni sì, quando no. che tengono in braccio i butini che fa Sì. tutum tutum musei Ma va. la mamma la viene ma mi viene da piangere. Se non si commuove, insomma, sì, ho perché capito che è la filastrocca dei old nonni. memories che ha lasciato la nostalgia. Nostalgia, sì. Ma Sì. vi assicuro Sì. che noi del Presidio Cosa? Rush facceremo il migliore che si può anche in Serie B. Te veda re. Sì. Siete riusciti a tenere Sogliano e si ripartiva da lui? Il progetto deve ripartire dal direttore sportivo migliore del Regno Lombardo-Veneto e anche del Granducato di Toscana. Sì, è così. Allora, Sono forse secoli- anche del Stato Pontificio. Guarda se te dico, Avete già parlato del mercato del prossimo anno? noi del Presidio Umbrello abbiamo deciso chiaro e tondo che in Cosa? Serie B Sì. devono venire solo giocatori che vuole sudare come vedei per la maglia della Verona. Quindi Non una bellissima immagine. Sì. abbiamo deciso a Detto? Sean e adesso fuori Cognomi, altri cognomi. cognomi. Via. E arrivederci.